Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia. No, mi è venuto da ridere quest'oggi, da ridere si fa per dire, no? Perché a me piace commentare sempre con i telespettatori, poi ci sono telespettatori 99% intelligenti e quell'1% purtroppo sono capre e quindi ti dicono vai alle capre, le capre, io sono un po' un animalista e quindi le lascio anche vivere qualche volta, ma insomma, la maggior parte insomma, continuate ad essere capre. Del resto il potere è questo che vuole, avere capre e non persone pensanti. E allora quest'oggi parlavano di quanto è avvenuto a Varsavia, dove la polizia ha caricato i tifosi laziali, ne ha bloccati 100 di loro, molti sono stati rilasciati dietro versamento e multe piuttosto pesanti per atti contro la polizia. Allora quest'oggi facevano delle interviste e c'era un giornalista, ovviamente l'idioma era romano, il quale ha detto, ma in fin dei conti erano tutti tifosi, sì, erano davanti a Roccaffè, la polizia era schierata, insomma, e uno gli ha tirato una bottiglia in plastica, insomma. Siamo a Varsavia, non siamo a Roma, dove tirano le uova con la vernice. Siamo in paesi civili dove il gesto è un atto di violenza. Sia la bottiglia in plastica sia di vetro è un atto di violenza nei confronti della polizia e la polizia ha fatto solo ed esclusivamente il suo dovere. È come quando mi scrivono arrabbiati che la polizia in autostrada in Slovenia ha dato la multa, o meglio in Austria, o qua perché, e loro non sapete, come non sapete della vignette? Ci sono i cartelli panoramici che vi dicono di acquistare la vignetta, che sarebbe, ma vogliamo sempre non fare i furbi, ed è giusto che il furbo sia mazziolato. L'Italia invece non è così, perché la polizia, insomma, di tutto e di più si può fare contro la polizia, e difatti mi viene da sorridere ogni qualvolta ci sono questi scontri dove vede che il poliziotto rimane fermo, imperterrito, e si fa, no, vabbè, tirare di tutto. Io non sono d'accordo, però Raffaele Padrone, segretario UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia, tagli, controtagli e suttagli. Poi scopri magari che l'assistente di Maroni, allora ministro dell'interno, andava a Milano e per una notte, lei dice 4, spende 990 euro pagati dal sottoscritto e da tutti quelli che stanno ascoltando, ma comunque la benzina per voi non c'è. Innanzitutto fanno bene i colleghi a Varsavia perché possono farlo, anche noi siamo in grado di farlo, ma non lo possiamo fare, quindi bene hanno fatto i colleghi di Varsavia, così se lo ricordano i tifosi quando vanno a Varsavia. Per quanto riguarda i tagli, lei dice in questo episodio, bene, io le posso anche dire che c'erano state promesse un sacco di cose in questa legge di stabilità. Invece cosa scopri? Che loro le scorte non se le sono tolte, non se le sono diminuite, ad alcuni le hanno anche aumentate. E poi scopri che magari nel patto di stabilità ci sono 3 miliardi di euro da spendere in 20 anni per ricostituire tutte le navi della Marina Militare, le navi da guerra. Ma se noi non dobbiamo fare la guerra con nessuno, perché dobbiamo comprare le navi da guerra? Prima dovevamo comprare gli aerei da guerra, adesso dobbiamo comprare le navi. Quindi per la polizia, i carabinieri, non ci sono le macchine. Oggi mi hanno scritto, mi hanno mandato un comunicato che c'è gente che anticipa i soldi della benzina. Colleghi che anticipano soldi della benzina. E poi 150 milioni all'anno per comprare le navi. Per 20 anni sono circa 3 miliardi di euro. Poi ditemi, quando un capo della polizia... No, io sono d'accordo però anche con l'acquisto delle navi, perché comunque una marina militare deve essere... non può avere la barca che magari una volta che esce va a fondo, perdonami, Sì, io guarda, sì, allora io è vero, ma non ci sono soldi, hanno detto, per darvi a voi gli uomini, per darvi i mezzi.
Allora perché spendiamone 50 per questi, 50 per questi e 50 per quegli altri? Bisogna ottimizzare tutto, hai Ecco. capito? Questo forse... Questo è ottimizzare, perché è chiaro che non possiamo essere... Poi avete 10.000 sigle sindacali. Ma Quante sì. sigle sindacali avete voi di Napoli? Basta quella dell'UGL Polizia, ha ragione direttore. Siete una caterva di sigle Ha sindacali. ragione, basta UGL Polizia. Raffaele Padrone, Tutti gli altri sono sprecati. segretario generale UGL Sicurezza.